Ottone è re d'Italia e Berengario, furbo nell'adulare il nuovo monarca, riceve il regno d'Italia come feudo. Sfrutta però male questa occasione, instaurando un regime di terrore. Sarà lo stesso Ottone a rimettere le cose a posto sconfiggendo Berengario e facendolo prigioniero. Alla morte di Ottone, l'impero e la corona d'Italia passano al figlio, Ottone pure lui. Milano non se la passa bene per niente, la popolazione muore a causa di una pestilenza e chi sopravvive deve fare i conti con Bonizone, un despota locale che crede di poter fare ciò che vuole. Si racconta che la città, esasperata, riuscì a giustiziare Bonizone e a mettere in fuga l'arcivescovo Landolfo da Carcano, suo complice. Ma si sa, gli arcivescovi sono astuti ed infatti riuscirà a rientrare con tutti gli onori, ingolosendo i nobili con grandi promesse di ricchezze e potere. La situazione quindi vede l'arcivescovo circondato da devoti servitori sempre disponibile a difendere questo piccolo regno. Milano ha un suo esercito feudale, con a capo l'arcivescovo che è anche la massima autorità in campo giuridico, oltre che ovviamente spirituale. Ma com'è Milano nel X secolo? C'è una cerchia di mura possente, molti monasteri, altrettante chiese, un arcivescovado e tantissime case di legno con il tetto di paglia. Il centro della vita politica è l'arcivescovado e tutto attorno risiedono notai, avvocati, scribi e giudici. E cosa molto importante, l'arcivescovado ha il controllo totale di uno strumento fondamentale, l'istruzione.